Al via da stamani l'Open Week dedicato alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e non. Ci siamo recati all'hub del villaggio Mosei, tanta la gente in fila all'ingresso in attesa del suo turno, che ha voluto aderire all'invito fatto dal presidente della regione Nello Musumeci circa la possibilità di avere iniettato il vaccino. La 3 giorni continuerà fino alla giornata della domenica, l'orario di somministrazione va dalla mattina fino alle 20 serali. Già un centinaio le persone che liberamente, senza prenotazione, si sono recati all'hub per farlo. La signora si è appena vaccinata, ecco una sua esperienza, com'è andata? Benissimo, alla prima dose ho avuto un po' di giri di testa per 4 giorni, ma adesso sto bene, non ho avuto niente. L'organizzazione mi è sembrata veramente ottima perché era molto veloce, nonostante c'erano 3 file diverse, però sono stati veramente bravi. È la prima dose o la seconda? Sì, questa è la seconda dose, ma anche per la prima dose è andato bene. Che vaccino ha usato, signora? Pfizer, perché io ho dei problemi al cuore e quindi dovevo fare per forza quello. Ecco, come valuta questa iniziativa oggi dell'apertura dei 3 giorni dell'Open Day che il presidente Musumeci ha voluto? Ma io l'avrei aperto anche per i giovani, perché ci sono tanti giovani che si vogliono vaccinare, non l'avrei aperto solamente per gli ultra sessantenni. L'avrei aperto anche a oltre comunque, va bene. Va bene, io penso che sia necessario vaccinarsi perché beccarsi il Covid è peggio, è più pericoloso e quindi e se non lo faremo tutti non usciremo mai dalla pandemia. Quindi Lei per l'AstraZeneca, no? io per tutti, qualsiasi tipo di vaccino, non è importante, sono tutti sullo stesso livello. Quindi consiglierebbe di farlo a tutti? Io lo sto facendo, quindi penso di sì. Signora, una battuta. Pure io. È necessario, è importante. È importante fare un vaccino, che dobbiamo riprendere la nostra vita di prima. Se questo è importante allora lo facciamo. Ormai diciamo ci è stancati di questa chiusura, Certo no? che ci siamo stancati, e come? Stare a casa senza vedere i figli, i nipoti che sono lontani, e che vita è questa? Secondo me è un'iniziativa valida, ma sconoscevo perché fortunatamente non seguo telegiornali, quindi per me è una novità. Lo consiglieresti di fare il vaccino ai tuoi amici? Intanto se lo sto facendo io ovviamente lo consiglio. Vaccino? Io sto aspettando mia moglie che si sta vaccinando, volontaria. Lei si è già vaccinato? Io ancora aspetto la chiamata perché essendo cardiopatico dicono che non hanno il Pfizer e aspetto la chiamata. Per l'AstraZeneca che ne pensa così? Guarda, è tutta una pubblicità negativa inutile perché il rischio veramente è minimo rispetto se noi prendiamo che sono un'aspirina che ci può fare male e non ci facciamo caso. Facciamo il vaccino e facciamo delle polemiche, è inutile. Quindi consiglia di farlo, perché è importante, no? Certo, il vaccino è importantissimo per tutti, così ci riusciamo da questa epidemia. Finalmente sono riuscito a vaccinarmi anche volontariamente perché aspettavo questo momento, visto che con questa pandemia non si può girare, non si può andare da nessuna parte. Speriamo che l'80% degli italiani decidano di vaccinarsi. Vaccino fatto? AstraZeneca. Ha avuto problemi? No, fino adesso no, proprio un quarto d'ora che l'ho fatto. Come valuta questa iniziativa della Open Day dei 3 giorni? È buono, per 3 giorni uno può decidere autonomamente se vaccinarsi o no, buono. È un'iniziativa sicuramente positiva perché questa battaglia si vince soltanto con una vaccinazione di massa, per cui questa apertura a tutti i volontari che evidentemente rientrano nei parametri mi pare un fatto estremamente positivo. Tanta gente sta aderendo, abbiamo avuto parecchie persone che sono venute spontaneamente questa mattina per praticare il vaccino AstraZeneca, anche perché su questo vaccino ci sono state parecchie situazioni anche imbarazzanti perché le comunicazioni non sono state sempre molto rigorose e precise, si è creata tanta confusione tra la gente, molta gente ha avuto paura, ma oggi finalmente tantissimi hanno capito che il rischio è talmente minimo che certamente ne vale la pena vaccinarsi e mettersi al sicuro, perché ancora si registrano purtroppo una media di 400 morti al giorno col Covid, per cui il vero rischio è quello di prendere l'infezione e quindi la malattia.
Questo fatto che la gente comunque sta rispondendo positivamente è un fatto veramente positivo e speriamo che continui così in modo da vaccinare tanta più gente possibile per debellare finalmente questo maledetto virus.